Dai nostri microfoni Claudia Giuffre, presidente dell'associazione Vulos. San Fratello Martin Fest, parliamo di tutto questo. E anche quest'anno torna Martin Fest, l'associazione Vulos ci tiene ormai a questo evento e con grande affetto accogliamo tutti e siamo felici. Quest'anno è davvero bello, bellissimo. E con Benedetta Morello, presidente del Consiglio Comunale di San Fratello e socia dell'associazione, continuiamo a parlare di questo grande evento. Buonasera amici, grazie per essere qui a San Fratello, grazie per la vostra presenza perché arricchite sempre le nostre manifestazioni. San Martino, Martin Fest giunge alla sua quinta edizione e quest'anno abbiamo cercato di dare il massimo, di riprendere quello che è stata la prima edizione di San Martino, tanti stand che abbiamo voluto dislocare lungo tutto il viale, non ci siamo voluti concentrare in piazza proprio per dare maggiore possibilità alla gente di girare e assaporare tutte le peculiarità dei Nebrodi, vino novello, diversi tipi di panini e quest'anno si aggiunge anche il panettone tradizionale prodotto da una nostra pasticceria locale che potrete vedere e spero assaporare e che vi possa anche piacere. L'impegno è stato tanto, sarà sempre maggiore perché quello che conta per noi è migliorare e rendere un servizio ai sanfratellani e anche a quelli di fuori. Cosa abbiamo? Una bella fagiolatina con del suino nero, una salsiccina di suino nero. Ecco a voi. Peccato che non potete sentire il sapore, ma almeno il colore. Una bontà, signore. Veniteci a trovare, una buona serata. Come si prepara questo piatto? Fagioli borlotti, poi c'è della salsiccia di suino nero, della cipolla. E poi va tutto in cottura con della conserva di pomodoro. Semplicissima ma buonissima. E si mangia e con un bicchiere di vino si gode questa serata grande. E per il nuovo San Martino! Amici di Onda TV e Bella Sicilia, siete all'interno dello stand delle associazioni che hanno organizzato la quinta edizione di Martin Fest, l'associazione Vulos e la Proroco. Qui potete vedere dei dolci che ci sono stati offerti, come potete ben vedere, dal panificio Celsa e Regalbuto, che voi già conoscete, e sono dei dolci tipici di San Fratello, bianche e nere, e le bianche sono decorate proprio a tema di Martin Fest. Buon San Martino in ritardo! Complimenti a tutti, all'organizzazione e a tutti i ragazzi che partecipano agli stand, bravissimi veramente. Sembra proprio che sta riuscendo alla grande. Qua cosa abbiamo? Abbiamo salsiccia locale e panini del panificio genovese. Aspettiamo per i cornetti caldi. Dall'1 a mezzanotte in poi cornetti caldi genovesi. Viva San Fratello e viva Martin Fest! Ed anche la sua presenza qui oggi, parliamo di questa serata, di questi appuntamenti, cosa devono rappresentare per la Sicilia, momenti del genere? Buonasera e grazie. Questi sono dei momenti che danno lustro al territorio, sono il frutto del lavoro di un'amministrazione che crede nel proprio territorio, crede nel lavoro che può svolgere nell'interesse del territorio e soprattutto nel lavoro che porta le eccellenze locali all'infuori dei confini cittadini, paesani e a volte anche regionali. È un'iniziativa che l'amministrazione ha fortemente voluto e rappresenta un punto d'inizio. Non è la prima edizione, ce ne sono state già delle altre, ma sono sicuro che ce ne saranno delle altre ancora. Sono felice e orgoglioso da sanfratellano di aver dato il mio piccolo contributo, di poter essere stato utile alla realizzazione di questo evento e soprattutto sono molto felice della partecipazione. C'è una grande partecipazione, la gente è felice e entusiasta.
entusiasta, perché vedete questi eventi sono motivi di aggregazione, sono motivi di gioia per una comunità, soprattutto una comunità montana che ha bisogno anche di questi eventi per andare avanti e continuare a crescere nell'insegna della buona amministrazione. Spero che questa sia una bella serata, nonostante il freddo, il tempo è stato clemente, ci sono tante eccellenze locali, valorizziamole e siamo grati per quello che abbiamo, perché la Sicilia è una terra bellissima, aspetta solo a noi cercare di migliorarla. Cosa abbiamo in pentola? Ed ecco anche un piatto di buonissima trippa. Sapori straordinari, unici. Qui per Martin Fest a San Fratello. Profumi passo dopo passo. L'entusiasmo che sale, che cresce. Continuate a seguirci, perché Martin Fest continua. Può mancare il dolce per eccellenza. Esatto, hai detto bene. Qui stasera abbiamo i nostri cannoli con ricotta di bufala e cialda artigianale. Facciamo vedere mentre ne riempiamo uno? Sì, subito. È una ricotta particolare, come ho detto prima, che è una ricotta di bufala che proviene da Nicosia, dal caseificio Albereto. A noi arriva, la facciamo sgocciolare e poi a sua volta la zuccheriamo e la setacciamo. Qui aggiungiamo un po' di grana di pistacchio e una scorzetta d'arancia fatta da noi. Il cannolo è pronto, mettiamo un po' di zucchero a velo e crunch. E voilà, il cannolo è pronto per essere mangiato. Cosa rappresenta questo giorno per San Fratello? Finalmente l'evento ha raggiunto la quinta edizione. Diamo spazio alle peculiarità siciliane, diamo spazio ai nebrodi, diamo spazio alla bontà dei nebrodi, quindi ai prodotti locali e perché no alla buona musica siciliana. Quindi era una volontà dell'amministrazione, ci tenevamo e finalmente abbiamo raggiunto un livello sicuramente più elevato. Già vi preannuncio che dal prossimo anno sicuramente l'evento sarà fatto in più giornate proprio per dare ancora più spazio ai nostri produttori locali, quindi sia buon vino e sia ottima cucina e prodotti. Non può mancare questo. Eccoci qua, amici di Bella Sicilia, il panino con la milza. E non si smetterebbe mai di mangiarlo. Ma quanto è buono questo panino? Mai. A pioggia. Cosa diciamo di San Fratello e di Martin Fest? È una bellissima iniziativa che deve ancora crescere e crescerà perché ha tutti i presupposti per diventare una bella manifestazione. Quindi venite! Onda TV e Bella Sicilia, da 3/4 una Cazzusa, Martin Fest. Saluto da San Fratello con queste dolcezze. Allora abbiamo un panino con l'hamburger di carne di maiale e vitello con provola squagliata sulla brace. Ottima, abbondante, in modo eccellente. Cosa ne pensa di questa serata? Lei da dove viene? Sant'Agata Militello. Per questo appuntamento. Sono di Caronia, però vengo da Sant'Agata. Cosa ne pensa di questa serata? Bellissima, guarda. Pensavo ci fosse più freddo, invece si sta bene. Tutto sommato una bella serata. Grazie.